sente niente. L'onore di premiare i nostri atleti che si sono distinti nei vari campionati regionali. Ormai questa è una consecutiva che dura da 16 anni e speriamo che negli anni a venire continui ancora. Prima di iniziare i lavori volevo solo farvi leggere un comunicato dall'assessore allo sport di Torino che gentilmente la signora si leggerà perché non può essere presente a questa cerimonia. Anch'io una buona giornata a tutti. Dunque, illustrissimo signor D'Angelo, ho ricevuto con piacere l'invito rivoltomi ad assistere sabato prossimo alla cerimonia di premiazione del comitato da lei rappresentato, evento a cui avrei partecipato molto volentieri, ma improvvisi e non procrastinabili impegni istituzionali mi costringono al prossimo. Giungano quindi, assieme alle mie scuse più sincere, i migliori auguri che la prego estendere a tutti i presenti, in particolar modo agli atleti che hanno saputo e sapranno distinguersi in queste nobili discipline. Con stima e cordialità, Alberto Cino. Prima di iniziare volevo ringraziare, anche se non sono presente, spero che arriveranno, il Presidente di questa circoscrizione che ha gentilmente concesso questa sala per le premiazioni, ormai l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, il Vicepresidente Bertin che arriverà a momenti e il coordinatore della circoscrizione, il signor Ciavarra. Siamo particolarmente lieti, come dicevo prima, di averli qui alla premiazione perché voi atleti veramente avete portato alto il nome del pattinaggio piemontese in tutta Italia, no? E non solo, anche risultati internazionali. Volevo leggere alcuni, perché probabilmente tanti non lo sanno ancora, ma alcuni risultati che avete conseguito, no? Tutti assieme. Allora, artistico, 1 oro, 9 argento e 3 bronzo. Corsa 8 ori, 9 argento e 11 bronzi. Sempre per gli europei abbiamo anche 5 ori, 5 argento e 6 bronzi, compreso ovviamente anche le altre specialità. Freestyle 1 oro, 6 argento e 5 bronzi, ski roll 9 oro, 6 argento e 9 bronzi. Questo vuol dire che c'è stato un lavoro nella base. Gli allenatori che hanno lavorato come si deve e diciamo che il tutto è anche dovuto non solo alla bravura degli atleti, alla preparazione degli allenatori, ma vorrei spendere 2 parole per chi si sacrifica tutti i giorni e le domeniche. Chi si sacrifica tutti i giorni e le domeniche secondo me sono i genitori e nonni, perché senza di loro veramente questi ragazzi non potrebbero raggiungere quello che hanno raggiunto, quello che hanno fatto. E pertanto un applauso, veramente un applauso molto forte da loro. Volevo continuare appunto dando la parola al nostro Presidente, ma il Presidente non è ancora arrivato, di conseguenza noi potremo incominciare, anche perché sicuramente alcuni di voi
Davis. Bruzzamiti Valeria. De Petro Simona. Ferro Michela. Guerri Francesco. Guazzotti Silvia. Quattrocchi Alessandra. Raimondi Valentino. Ricci Davide Marcello. Sandrone Michela. Il seccatore Silvia. Allora, pregherei cortesemente il nome maestro di questo vapore per la foto di Lippo, grazie. Mi trattengo ancora un minuto, grazie. Se volete appunto mettere dall'altra parte e indossarvi il polo in modo che possiamo fare la foto tutti assieme. Per l'onore di premiare i nostri atleti che si sono distinti nei vari campionati regionali. Ormai questa è una consecutiva che dura da 16 anni e speriamo che negli anni a venire continui ancora. Prima di iniziare i lavori volevo solo farvi leggere un comunicato dall'assessore allo sport di Torino che gentilmente la signora ci leggerà perché non può essere presente a questa cerimonia. Anche una buona giornata a tutti. Dunque, illustrissimo signor D'Angelo, signor Tamagnone, revisore dei conti del Comitato regionale Piemonte, e Angelo D'Angelo, presidente del Comitato regionale Piemonte. Cominciamo col chiamare dal terzo classificato per quanto riguarda il campionato regionale artistico ASD Skating Vercelli. Secondo classificato ASD Pattinatore Artistico Muriano. 4 Rivoli.
Secondo classificato, campionato italiano Under 15, ASD 9 Lodi. ASD Monreale Sport Leale. Campionato italiano femminile, primo classificato, abbiamo ASD Hockey Club Draghi Torino, comprende anche un primo posto per il campionato italiano Under 23. Campionato italiano Under 15, abbiamo il primo posto e anche un campionato Under 13, sempre un primo posto per la ASD Real Torino Hockey Club. Abbiamo ancora l'ordine pista, campionato italiano Serie A1, amatori Vercelli. Passiamo alla premiazione per i risultati internazionali. Allora, per la categoria senior femmine, campionati europei artistico, seconda classificata, Martina Noemi. Per la categoria junior maschi, campionato italiano strada 500 metri sprint, secondo posto, campionato europeo strada 500 metri sprint, primo posto, Giri Stefano della abbiamo la categoria junior maschi con Facciolla Alessio, pazienza un po' da leggere adesso. Campionato italiano pista 1000 metri formula mondiale, secondo posto. Campionato italiano pista 15.000 eliminazione, terzo posto. Campionato italiano pista 10.000 punti eliminazione, primo posto. Campionato europeo pista 10.000 eliminazione, terzo posto. Campionato europeo pista 10.000 punti eliminazione, secondo posto. Campionato europeo pista americana, primo posto. Campionato europeo strada americana, primo posto. Alessio Cacciolla, ASD Martina. Non da meno la compagna di
esempio per voi. Vedete fino a che età si può patinare, Non molliamo mai. non bisogna mai mollare. Per quanto riguarda la categoria chiamerei per questa premiazione la signora Marina Cesarello, consigliere del passerei a chiamare categoria senior maschi, campionato italiano combinata, secondo classificato Zanghetta Luca, ASD Flora Pattinati. Divisione nazionale, campionati italiani obbligatori, secondo posto, campionati italiani combinata, secondo posto, per Luca ASD Divisione nazionale A, campionato italiano coppie danza, secondo posto per Laviano Diego della SD Flora Pattinaggio, Francavilla Giulia ASD Divisione nazionale B, campionato italiano coppie artistico, secondo posto per Leo Francesco e per Giardino Giulia. Categoria allievi B maschi, campionato italiano certificatori e campionato italiano libero, entrambi terzo posto per Federico Federico ASD Blue. Allora, pregherei il signor Bertino Simone, vicepresidente della commissione quinta, per le premiazioni. Intanto proseguiamo per la categoria allievi, campionato italiano coppie danza, per il secondo posto per Garbolino Emanuele e Sita Carlotta. Tutte le foto. Per quanto riguarda le tornei regionali maschi, trofeo
Divisione internazionale, trofeo delle regioni, secondo posto per Martinotti Chiara, ASD, Royal Zone. Siamo alle premiazioni per la categoria senior femmine, campionati italiani strada, 200 cronometro, terza classificata, Santoro Erika, ASD la categoria senior femmine, campionato italiano indoor americana, terzo posto per la squadra della ASD Pattinatori San Mauro, siamo Facciolla Martina, Salvatego Elisa e Ruggeri. La categoria senior maschi, campionato italiano pista 300 crono, campionato italiano pista 500 sprint, entrambi in terzo posto per Simone Martino, ASD Pattinatori San Marco. Io ho 12 Categoria senior
Enrico, ASD Vittorio Pattinatori Torino. Primo posto, campionato italiano indoor 1000 linee al secondo posto, campionato italiano pista 300 sprint secondo posto, campionato italiano pista 3000 linee al secondo posto, campionato italiano strada 1500 linee al secondo posto. Categoria ragazzi 1. Aspetta, che adesso mi ma non mi ricordo come era piegato lui. Allora ragazzi 1 maschi, sempre in questa categoria abbiamo Misiano Gianluca della ST campionato in corso al terzo posto e campionato italiano pista 1000 linee al secondo posto. Sempre categoria ragazzi 1 maschi, la Romanera Filippo della ST Pattinatori San Mauro. Campionato italiano secondo posto, campionato italiano pista 1000 linee secondo posto, campionato italiano strada 300 sprint terzo posto. Sempre categoria ragazzi 1 maschi, abbiamo Quarone Edoardo, ASD Pattinatori San Mauro. Campionato italiano terzo posto, campionato italiano 1000 linee terzo posto. Categoria sportivi 1 maschi, per il trofeo Bruno Tiesi 800 metri in linea, sempre per il Bruno Tiesi 3 giri contrapposti, Darinco Gabriele, Summer Speed, entrambi in terzo posto. Passiamo ora al freestyle. Iniziamo con la categoria allievi femmine, campionato italiano free jump, terza classificata, Centroni Martina, ASD categoria allievi maschi, campionato italiano roller cross secondo posto, speed slalom secondo posto, style slalom secondo posto, speed slalom secondo posto per Darò Simone, ASD Torino.
si hanno concesso gentilmente questa sala per fare queste premiazioni. Devo dire, caro Simone, che oltretutto è anche un ex pattinatore e direi anche un ottimo pattinatore. E per quello che è presente qui, se no non poteva non essere. Prego. Grazie. Io vi ringrazio per esserci quest'oggi, perché per noi, per la circoscrizione 5, per questa festa di città da 130.000 abitanti, perché siamo una città nella città, è davvero motivo d'orgoglio quello di poter ospitare manifestazioni come queste, ma soprattutto della federazione all'interno della nostra circoscrizione. Il fatto che voi facciate del pattinaggio è un ulteriore, a modesto modo di vedere, di percepire le cose, è un ulteriore merito, perché io sono appunto un ex pattinatore, sono cresciuto dal punto di vista sportivo nel Vittoria Pattinatori, che quest'anno tra l'altro festeggia il 30ennale qui sul nostro territorio, quindi un applauso per Rosso Marei a questa associazione sportiva storica che ha fatto la storia dello sport sul nostro territorio, uno sport che non solo per via del Vittoria è sempre stato declinato in maniera positiva, che davvero incarna, abbiamo adesso modo di vedere quello che dovrebbero essere i valori da declinare all'interno di tutte le attività sportive, quindi dedizione, impegno e grande prestanza, perché solo così si ottengono dei risultati, dei buoni risultati come quelli che oggi voi state in qualche maniera festeggiando. Ma al di là degli esiti che ciascuno di noi e dei buoni obiettivi che ciascuno di noi può cercare di raggiungere, il fatto che voi facciate sport e facciate del pattinaggio comunque un motivo di merito, a prescindere dai piazzamenti che avete ottenuto in questi anni nel corso delle vostre esperienze sportive, perché davvero è uno sport che dà tantissimo dal punto di vista soprattutto umano, in termini di relazioni, in termini di crescita, l'interazione che avete con i vostri coetanei, con i vostri amici che diventano compagni di vita e che quindi questo primo percorso delle vostre giovanissime vite, il prima valore indelebile è importante, quindi per noi è davvero importante avervi qui oggi, siamo contenti, la politica e l'amministrazione non è mai abbastanza attenta a questo genere di pratiche sportive, anzi spesso dedichiamo delle attenzioni eccessive a quegli sport che sono percepiti come, tra virgolette, maggiori anche dal punto di vista economico, forse perché ce n'è un ricordo dal punto di vista politico, forse perché ce n'è un ricordo dal punto di vista commerciale d'immagine, e quegli sport cosiddetti minori, ma solo perché dal punto di vista della concezione, se vogliamo, anche economica e capitalistica dello stesso sport, sono considerati appunto minori, non vengono tutelati come dovrebbero. Ecco, il nostro impegno per quello che potremo fare con l'amministrazione decentrata, la circoscrizione, sarà quello in questi anni di cercare di ottenere tutto ciò che si può, nonostante la contingenza nel periodo difficilissimo di crisi economica, per cercare di valorizzare il più possibile al meglio questa pratica sportiva che è straordinaria rispetto alle altre. Io lo dico perché l'ho vissuta e perché davvero ne ho un ricordo straordinario e mi ha segnato in maniera indelebile il mio percorso poi di vita. Quindi benvenuti in circoscrizione 5, vi ospiteremo, io ve lo dico già per sicuro, anche per tutte le successive manifestazioni degli anni futuri, spero ce ne possano essere tante altre. Tanti complimenti per i risultati che avete ottenuto, ma tanti complimenti perché dedicate a questo sport passione, tempo, ed è assolutamente importante. E secondo me è straordinario il fatto che voi possiate utilizzare appieno l'impegno, l'ambizione, sono sicuro volontaristica dei vostri allenatori, di tutti i team delle vostre squadre, dei gruppi sportivi di cui fate parte, perché dedicano del tempo, dedicano davvero tutta la loro vita. Spesso ci rimetto, e vi ricordo come funzionava ai miei tempi, davvero più delle volte per investire in questo sport, per investire su di voi, sulle nuove e sulle generazioni future, ci si rimette, però si fa con tanta passione, e quindi il ringraziamento più grande secondo me va ai vostri genitori che vi sostengono sicuramente, ma soprattutto a queste persone straordinarie che sono gli allenatori, sono i presidenti, i direttivi delle associazioni sportive che vi permettono di fare questo sport straordinario. Grazie a tutti, buon proseguimento.
Continuiamo la premiazione con lo schirolo. Esatto, allora per lo ski roll partiamo con la categoria degli isolamenti maschi, il campionato italiano Double Tour Suite, secondo posto, Casone Fabrizio ASD Antonio. Per la categoria junior femmine, campionato italiano Double Tour Suite, terzo posto, Lua Noemi, Southern ASD, Southern Roller Team. Passiamo all'assegno giovani femmine. Segno giovani femmine, campionato italiano Double Tour Suite, primo posto, Agnano Erika, Southern ASD, Southern Roller Team. Per la categoria segno giovani femmine, campionato italiano Double Tour Suite, seconda classificata, Jordan Anna, Southern ASD, Southern Roller Team. Per la categoria segno giovani maschi, campionato italiano 13 km e mezzo Double Tour Suite, primo classificato, giovane Dario ASD Antonia. Sempre per la categoria segno giovani maschi, campionato italiano 13 km e mezzo Double Tour Suite, terzo posto per Giordanetto Fabio, Southern ASD Roller. Per la categoria senior maschi, campionato italiano 13 km e mezzo Double Tour Suite, terzo classificato, Giorgotto Giovanni ASD Patinatori Città di Cuneo. Categoria allievi femmine, campionato italiano staffetta, prime classificate, Salvario Michela e Ponzo Deborah della SD Pattinatori Città di Cuneo. Inoltre ricordiamo Ponzo Deborah anche il terzo posto al campionato italiano salita. Mi tiro sempre io. La categoria allievi maschi, campionato italiano staffetta, secondo posto per Batta Demetrio e Odasso Raffaele ASD Pattinatori Città di Cuneo.
ci provo.